Va ora in onda Potere al Popolo. Tellì, Sammy Varin, buongiorno, ci sono anche oggi, qui contiamo i giorni, dici, ma oggi c'è, domani chissà, è vero, del dimani non v'è certezza, ma siamo presenti anche, l'abbiamo pagata la bolletta della corrente, non mi ricordo com'è finita lì, però, grazie a tutti voi che ci amate, grazie a tutti voi che ci fate avere ogni tanto il salame lungo mezzo metro o semplicemente ci fate una donazione sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici o attraverso il conto corrente postale 37671294. Anche oggi siamo in vostra compagnia. Potere al popolo, potere alla controinformazione, potere a voi ascoltatori che tra pochi minuti potrete controbattere alle notizie del giorno chiamando 0292947222 o whatsappando al 340 6709 659. Un fracco di ospiti anche oggi si sgomita per entrare con Sammy Varin nella trasmissione più controbattuta, è vero, perché poi esce una notizia, immediatamente potete commentarla. Tra poco prevedo e stravedo, certo, il politicastri di Deborah Bellotti, signora delle stelle, ci aiuterà a capire un po' cosa succede dal punto di vista della geopolitica, soprattutto nel Libano. È vero che diventerà la nuova Gaza, il Libano? Andiamo bene, almeno 50 morti e civili in fuga, dicono le ultime agenzie per i raid israeliani nel sud del Libano. Ma non soltanto, signori, alle 13.30 avremo una scrittrice, o meglio una che ogni giorno raduna scrittori per poi portarli avanti. Tiziana Prina, alle 13.30. Alle 14 un cantante, Deci, con una canzone potentissima che si intitola La Mette. Alle 14.30, signore e signori, ritorna il Focus Toscana con Marco Landi, fresco di nomina a responsabile enti locali Lega in Toscana. D'altronde, insomma, se si va a votare certamente tra poco in Liguria e poi ancora in Umbria e poi in Emilia Romagna, prossimamente arriverà anche la Toscana, signori belli, e non potremo mica perdere da tutte le parti. È una battuta, io voglio vincere da tutte le parti. Dai, partiamo subito, è tempo di canzone indipendente. Sammy Varin ogni mezz'ora, in questo caso in apertura di programma, lancia una canzone assolutamente sconosciuta a livello nazionale, ma che io conosco, di un artista indipendente. In questo caso si parla lombardo, direi quasi milanese, musica progressive house in lingua lombarda e balli tutta la notte con Saint Color.
Ma questo è proprio un pompa pompa, ragazzi, eh? Lily Gree con Luca Z, hanno fatto più pezzi tutti quanti in lingua, in dialetto lombardo. Questa è Senkulur. Chiaramente, se siete amanti del genere, questa roba vi mancava, perché non c'è solo la canzoncina tradizionale, oh mia bella Madunina, bellissima, certo, ma per i più giovani cerchiamo di avvicinarli alle lingue e ai dialetti utilizzando i loro ritmi. Bravi! Lili, Grie e Luca Z con Sankulur ci hanno portato alle 13:16 minuti primi, signori, siete pronti? Vedo, prevedo, stravedo, è il momento di Politicastri. Senatori presenti 319, senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. È certo che non stiamo all'osteria, però ci siamo vicini e grazie a Lorenzo in regia diamo il ben ritrovata all'astrologa Deborah Bellotti. Ciao! Non arriva il tuo audio. Vediamo se è un problema, se hai cliccato sul microfono oppure no. Signora delle stelle, controlla un po' se devi cliccare sul microfono. Ah, adesso si mette, prende l'auricolare, schiaccia lì, muove là. Non arrivi ancora, aspettiamo. Bella invenzione i computer, ragazzi, assolutamente. Skype è un'invenzione fantastica. Eccola lì che sei arrivata. No, solo per un istante. Sammy? Adesso sì. Mi sa che dobbiamo fare la chiamata. Aspetta, riproviamola. Allora riproviamo a chiamarla, chiamiamola da capo, dai, la richiamiamo così siamo sicuri, ormai l'avete capito come funziona Skype, una bellissima invenzione, ma quando si passa dalla rete a volte ci sono dei lavori in corso, non lo so cosa succede, per cui si aggroviglia il collegamento e non si riesce più a funzionare in audio o in video. Come sempre in questi casi meglio richiamare o resettare il computer. L'unica cosa che possiamo fare, siamo schiavi di questo computer, la cosa che possiamo schiacciare è il bottoncino reset, altrimenti il passo successivo è chiamare il tecnico. Lasciate stare, i bei tempi che c'era il registratore, che c'era il telefono che non utilizzava internet, per cui insomma era ben difficile che ci si rompesse ogni volta il doppino telefonico, era tutto molto molto più facile. Adesso ci sono tante variabili che concorrono alla diretta, per cui se c'è la possibilità la facciamo, altrimenti devi aspettare che esca il tecnico, ma chiamiamola via telefono, se non riusciamo via internet, tranquillamente via telefono, anche perché qua sul tavolo, cari ascoltatori, mi state già mettendo un po' di argomenti, li vedo, e grazie dei WhatsApp al 340 6709 659. La signora delle stelle ci deve far sapere che cosa succederà in Medio Oriente, perché ora i colleghi giornalisti professionisti, of course, ce la stanno mettendo giù molto dura, questa cosa dei cercapersone esplosi ha umiliato i terroristi di Hamas, ma anche insomma l'Iran, e adesso tutti pensano a una controffensiva potentissima. Intanto comunque è sempre Israele che bombarda, tanto così per spiegare. Raid israeliani nel sud del Libano, almeno 50 morti e civili in fuga, titola il sito del Corriere. Se ci spostiamo su Repubblica, la situazione è simile. Israele, attacco diffuso sul Libano, colpiti 300 obiettivi, battaglia intensa con Hezbollah, a Beirut 50 morti. Questi sono i titoli proprio in apertura dei siti più importanti. Ma non c'è soltanto il Medio Oriente, chiaramente c'è il ruolo dell'Italia in Europa.
o se preferite dell'Europa in Italia, quanto entrerà questa nuova Europa, nel senso che questo nuovo potere europeo, abbiamo appena fatto le elezioni per l'Europarlamento nel nostro paese, e soprattutto quanto c'entrerà un certo Draghi, che nelle scorse settimane lo abbiamo visto apparire, sparire nei posti più importanti, e tutti ci chiediamo: ma che cosa sarà di questo Draghi? Oh, non è che siamo preoccupati per lui, sicuramente un posto di lavoro, ma poi non doveva mica fare il nonno. Vabbè, chiediamolo direttamente a Deborah Bellotti, ce l'abbiamo. Ciao Deborah. Ciao Sammy, ciao a tutti, e c'ho il temporale in arrivo. Ecco, lo sapevo, non ho preso l'ombrello. Ultimamente si rischia di brutto, cioè solo arrivare qui nel bunker di Radio Libertà e poi se devo ritornare alla macchina so già che mi laverò quando uscirò da qui, ma va bene, bisogna essere tipi puliti. Deborah, che cosa si muove? Abbiamo sentito sul tavolo, i nostri ascoltatori mettono già qualche problematica dalla situazione in Libano, che davvero rischia di diventare la nuova Gaza, a Draghi che sparisce, appare, che succede? L'Europa, cosa fa questa Europa alla nostra Italia? Insomma, sono tante situazioni che sono lì che aspettano una tua definizione, e pendiamo dalle tue labbra anche questa volta. Deborah Bellotti. Allora, sicuramente la situazione non è tranquilla, vabbè, ma questo l'abbiamo capito tutti, non è che ci voglia uno scienziato. Per quanto riguarda Israele, sicuramente Netanyahu non si fermerà. Difatti ottobre e novembre saranno dei mesi particolarmente caldi, proprio perché a Netanyahu non gliene frega niente di terminare questa guerra. Ha una marea di interessi politici, economici, sotto banco, fuori banco, mettila come vuoi. E sicuramente nelle prossime settimane, anche se ci sarà una piccola tregua, probabilmente perché insisteranno per trovare un dialogo di pace, dopodiché, ribadisco, Netanyahu gli salterà la ciribiricoccola e nuovamente guerra. Problema, come ben sai Sammy, che noi ci stiamo avvicinando al famoso Election Day, quindi alle elezioni presidenziali americane che si terranno appunto il 5 di novembre. E anche su questo piano bisognerà capire chi effettivamente diventerà il prossimo presidente americano. Trump astrologicamente ha degli ottimi aspetti, ma personalmente, a guardare i transiti di questi, diciamo, dei prossimi mesi, dobbiamo prestare attenzione tra il 20 di ottobre e il 4 di novembre, perché non è detto che nuovamente sarà soggetto a un attentato, che potrebbe andare a questo punto a buon segno. Allora, ma ci fanno fuori Trump, ma avete sentito signori? Oh, tutti tocchiamo ferro, fate autoerotismo, qualunque cosa ragazzi, dobbiamo assolutamente, no, ma poi la settimana prima delle elezioni magari ce lo fanno fuori, non scherziamo. Esatto. No, dal 20 ottobre in avanti la situazione diventa particolarmente delicata. Oppure c'è un'altra opzione, sempre in quel periodo, quindi dal 20 ottobre al 4-5 di novembre, scoppia una guerra molto intensa, e non è detto che in America inizino dei tafferugli o si blocchi qualcosa, quindi saranno delle elezioni, io onestamente ti direi proprio ferro e fuoco, non saranno così calmissime. Il ruolo dell'Italia, allora, no aspetta, torno indietro. Se dovesse andare su la Harris, abbiamo un problema in casa. Ecco che qui mi ricollego al ruolo dell'Italia, perché l'Italia in questo periodo sta ripercorrendo le orme del 1939, quando invase l'Albania e quando praticamente, mi sembra intorno a maggio sempre del 39, sancì il patto d'acciaio con la Germania. E qui rispondo ancora alla domanda degli ascoltatori, il ruolo di Draghi. Allora, in questo momento Draghi vorrebbe apportare dei cambiamenti importanti, quindi distruggere ciò
che è stata l'Europa fino a un decennio fa, per trasformarla praticamente in una, permettimi il termine, nazione di guerra. Il problema è che Draghi non ha in questo momento una visione chiara, ma è una visione ideologica, che è un po' l'errore che hanno tutti a Bruxelles, come se l'Europa fosse il perno del mondo intero, cosa che non è, perché se guardiamo l'ampiezza dell'Europa rispetto ad altre nazioni, siamo un pulviscolo fondamentalmente. Quindi anche questa ideologia si sta sgretolando e diciamo che toccheremo i piedi per terra con l'anno 21. Però sicuramente prima dobbiamo ancora passare degli eventi molto pesanti entro dicembre 2024/gennaio 2025. Tranquilli, tranquilli, ormai siamo corazzati, signor. Eventi molto pesanti. Ne abbiamo passati di tutti i colori, non saranno mica peggiori di quelli che abbiamo già passato. Deborah, non ci fare scherzi. No, cosa No. vuoi sapere? No, nel senso, eventi molto pesanti. E allora, eventi pesanti, Sammy, sicuramente l'occhio Israele, Hezbollah e compagnia. Elezioni americane dall'altra parte. Ti dico che Putin in questo momento a livello astrologico ha i suoi pianeti in opposizione a quelli della NATO, quindi vuol dire nemico dichiarato, nemico aperto. Anche Non perché è- li stiamo sparando, sta roba qua che adesso hanno votato perché le armi possano sparare anche in Russia. Noi no, Appunto. noi no. Effettivamente No, ci condannano. ma infatti quello che ti dicevo prima, cioè noi siamo in quel periodo storico, quindi dobbiamo veramente prestare attenzione alle mosse che faremo, ma soprattutto non ascoltare voci che arrivano dall'altra parte dell'oceano, perché rischiamo, a parte di avere una guerra civile in casa, uno, perché la gente già è esasperata non ce la fa più, due, sicuramente un governo traballante. Io non credo che l'Italia, anche perché la nostra Costituzione non la menziona, entrerà in guerra, come non credo che la mossa la farà la Spagna e la Grecia, ma sicuramente Polonia e Germania. Non mi fido, Siamo lì a un passettino, basta un niente, soprattutto i polacchi. Quindi attenzione, perché potrebbe esserci una scintilla che scatena una guerra. Allora, è ovvio che c'è anche la possibilità che questo non accada, perché noi dobbiamo guardare ambedue i fronti, però l'ago della bilancia sono proprio le elezioni americane e non ce ne usciamo. Cioè tu immagina se Trump a questo giro subisce il terzo attentato e ci rimette la pelle. Tu dimmi cosa ne salterà fuori. Come vedi il silenzio, restiamo tutti di merda e stiamo così. No, anche Così. perché lei va bene, ha avuto l'endorsement di Obama, di tutti, ma a me sembra di ripercorrere lo stesso periodo di quando Trump correva in campagne elettorali con la Clinton, uguale, che poi alla fine, vabbè, tutti davano per vinta la Hillary, poi invece alla fine, a sorpresa, andò su Trump. Io mi auguro che finisca nello stesso identico modo, perché se no in Europa, già l'Europa è traballante di per sé, già non regge, perché comunque con tutte queste politiche, con tutte queste leggi obbligatorie, stiamo per scoppiare, la polveriera sta per scoppiare. Signori, Deborah Bellotti, signora delle stelle, parlò e noi non possiamo veramente che ascoltare in religioso silenzio le sue previsioni, sperando sempre con ottimismo, perché col Sammy Varin si è sempre ottimisti. Deborah, come al solito ti do l'opportunità di ricordare il tuo contatto, perché forse qualche ascoltatore non lo sa, ma c'è la possibilità anche di richiedere un consulto personale, quindi una previsione personale sul vostro segno. Vai col numero!
Il numero di telefono è il 333 13 39 765. Fateci un pensierino per un vostro parente o amico, non sarebbe niente male sapere il futuro insieme a quello di Trump, chiaramente. Grazie Deborah, sempre gentilissima, buona settimana e ci risentiamo presto. Altrettanto a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Sammy. Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Qui Parlamento. Qui Parlamento.
È una canzone che ti lascia così col fiato sospeso, no? Poi questa chiacchierata iniziale, un pezzo da riascoltare, da studiare, direi quasi. Questa Fading Away di Alex Ullman, cantante lussemburghese, chiaramente di origine anche italiana, produttore dei Planet Funk, direttore musicale del talent The Voice e spesso anche frequentatore della sua pizzeria. Alex Ullman ci ha portato alle 13:39 minuti primi con il buongiorno, buon pomeriggio rinnovato, la voce di Sammy Varin, potere al popolo. Potere ai vostri WhatsApp al 340 6709 659 per commentare le notizie del mondo. Siamo in tanti a sperare in una disgregazione dell'Unione Europea, ci scrive Giulio. Sì, bisogna capire che cosa succede dopo, se si deve disgregare perché arriva una guerrascia, come si dice, ma teniamocela per sempre questa Unione Europea. Avremo modo certamente di entrare nei particolari prossimamente perché avremo un fracco di ospiti anche quest'oggi, non ultima alle 15 la deputata della Lega Laura Ravetto. E con lei riassumeremo tutte le problematiche sul tavolo. Adesso meniamoci via, si fa per dire, andando a leggere qualcosa di buono, e i consigli del Sammy Varin sono sempre assolutamente originali. Grazie in questo caso a Tiziana Prina. Ciao Tiziana, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per essere con noi nonostante l'influenza. Oh Tiziana, veramente ce la stiamo beccando tutti. Com'è? Ce la stiamo beccando tutti quest'influenza. Sì. Meraviglioso. Tanta pazienza. Tachipirina, lo sapete, tachipirina, vigile attesa, il giochetto è sempre quello, qualunque cosa sia, per fortuna ne usciamo. La Tiziana Prina la risentiamo ben volentieri, ci eravamo già sentiti mesi fa, perché tu porti avanti delle cose che non si trovano facilmente. In questo caso io c'ho qua, e stiamo anche passando le copertine delle pubblicazioni che ti riguardano, L'implacabile di Alice Campbell, ma è tutta una collana vintage della casa editrice Le Assassine che tu porti avanti come fondatrice. Addirittura sono nati 2 film. Questo, signori, è un progetto editoriale che serve a riscoprire, a valorizzare le opere di scrittrici gialli e noir del passato e del presente, troppo spesso dimenticate, ed è un po' quel lavoro che facciamo tutti i giorni anche dal punto di vista musicale. Ci sono artisti indipendenti che pubblicano dei veri e propri tesori, delle canzoni stupende che però troppo spesso rimangono in un cassetto o vengono ascoltate da 10 persone, e a me non piace sta cosa, perché se uno merita deve essere valorizzato l'artista, almeno fatto conoscere, poi uno decide se merita oppure no. Beh, signori, con i libri ci pensa Tiziana Prina. È proprio a te che cedo la parola, Tiziana, per spiegarci il tuo lavoro quotidiano e chiaramente in questo caso L'implacabile di Alice Campbell cosa contiene. A te, Tiziana. Allora, io prima di tutto vorrei dire che io pubblico 2 collane, una appunto a testa delle scrittrici del passato che non erano mai state portate in Italia, e infatti questa Alice Campbell non era mai stata tradotta, e l'ho mandata a una mia amica che insegna inglese all'Università di Urbino, e ho detto: caspita, non la conoscevo, adesso scrivo un saggio perché il libro vale veramente la pena. Ma a parte appunto la collana delle scrittrici del passato, ci sono anche la collana Oltre il confine, che riguarda le scrittrici contemporanee che vengono un po' da tutte le parti del mondo, perché solo conoscendo si può allargare i propri orizzonti.
E uno degli ultimi, tra l'altro, ci tengo a dire, sia l'Implacabile che il Fiore di Farnaz verranno adesso premiati al Festival Giallo Garda che si terrà su Garda a ottobre. Implacabile perché è considerato il miglior giallo d'autore di quest'anno, e il Fiore di Farnaz della scrittrice turca Yapra Köz come il primo classificato per i romanzi tradotti. Quindi mi fa piacere menzionare entrambi. Certo, non posso spoilerare molto sulle storie perché altrimenti perdono parte della loro suspense e del loro fascino. Senti, ma cosa hanno Comunque, in particolare queste scrittrici per cui tu le indichi? Sai, troppo spesso c'è così tanta roba in giro che uno dice: ma non lo so so. veramente cosa leggere, non so su cosa si basa il consiglio per chi ci sta ascoltando in questo momento. Qual è l'ascoltatore tipo che potrebbe essere interessato a questi soggetti? Beh, innanzitutto devo dire, non voglio vantarmi, ma tutte queste scrittrici, sia quelle del passato che quelle del presente, devono scrivere bene, cioè nel senso che non devono essere scrittrici improvvisate. E leggendo un po' le varie biografie sia delle scrittrici contemporanee che quelle del passato, ci si rende conto che loro con la penna hanno dimestichezza. E questo è un primo, come dire, il libro deve essere piacevole. E poi altre due cose, devono, come dire, trasmettere in maniera piacevole però dei contenuti, uno spaccato di un'epoca, qualche indicazione. Per esempio il Fiore di Farnaz della scrittrice turca parla delle donne prima del colpo di Stato del 1980, cioè prima dell'arrivo di Erdogan. E le donne erano molto occidentalizzate. Nel libro ci sono donne che vanno al cinema, che ballano, che svolgono varie attività. Quindi anche attraverso un libro si può conoscere un paese. E poi la storia deve reggere fino alla fine, perché secondo me, soprattutto nel noir o quella che si spaccia per una storia di suspense, alla fine tu devi uscirne soddisfatto, cioè ti deve convincere il finale, non deve essere qualcosa di raffazzonato. Vero, vero, vero. Queste le indicazioni di Tiziana Prina dalle case editrice Le Assassine. Signori, se cercate qualcosa di diverso è un consiglio da seguire, soprattutto perché, ripeto, non sono i soliti titoli dei soliti autori, eccetera. E qui usciamo completamente dal seminato. Tiziana Prina, dove trovare questi consigli che hai lanciato ai nostri ascoltatori? Beh, le librerie dovrebbero, come dire, essere in grado di ordinarle. Ce ne sono diverse a Milano, ma comunque uno può andare nella libreria di fiducia, abbiamo diversi distributori, e se non si trovano noi abbiamo anche un e-commerce, e quindi sul sito www.edizionileassassine.it ve lo spediamo comodamente, ve lo portiamo sul divano di casa, ecco. Signori, fatevi avanti, cercate l'indipendenza anche dal punto di vista autoriale, cercando la casa editrice Le Assassine della fondatrice Tiziana Prina. Tiziana, tu lo sai che noi siamo qua, quando c'hai qualche bella novità da segnalare ci risentiamo volentieri. Adesso sto per pubblicare Intruso, una bella storia che si svolge questa volta in Austria e che racconta un po', come dire, anche la vita politica che in questo momento è piuttosto turbolenta in vari paesi, e quindi attraverso un omicidio di un volontario afghano che si trova a Vienna riusciamo a capire diverse cose su come sta andando come dire, la situazione politica in Austria, ma non solo in Austria.
Vita politica turbolenta è il nostro pane quotidiano. Complimenti a Tiziana Prina, buon lavoro e a prestissimo. Grazie anche a voi e buona giornata. Ciao. Il mese di chiave. Ciao, Ok. buona giornata. Influenzati un po' tutti quanti, mi raccomando, tachipirina e vigili attesa per tutti. Siamo alle 13:48, ma ce lo abbiamo, è nascosto dietro. Giochiamo a rimpiattino. Eccolo qua, in arrivo, prenditi la sedia, il coordinatore del sito internet di Radio Libertà, che da oggi, bada ben, trovate anche su X. Quindi ogni lancio non lo trovate solamente su Facebook cercando oh signore, ha cominciato Era a toccare là, il microfono, era non mi là, passa non più. potevo, no, lo faccio in ottemperanza Era dei là, tuoi c'è la dettagli. canzone, era là, gira di qua, molla di... Tu lo vuoi storto sempre o ti piace anche l'idea di averlo più dritto così? Come... No, perché c'ho questo qua in non mezzo gli ai denti, piace. mentre invece È proprio una cosa. Stavo dicendo, al posto di cercarci soltanto su Facebook Radio Libertà e quindi i lanci della nostra controinformazione, da quest'oggi è vera questa cosa che si sta diffondendo, che stiamo lanciando anche su X, il vecchio Twitter, le nostre controinformate. Esattamente come già stiamo facendo su Facebook, anche su X ci sono tutte le nostre proposte. Ogni volta che abbiamo un'apertura, un editoriale, una roba importante, la pubblichiamo adesso da oggi anche su X. Quindi mi raccomando, se siete fan di X e del vecchio Twitter, cercate Radio Libertà e soprattutto cliccate sulla campanella in modo di essere informati sulla controinformazione che quotidianamente lanciamo, con commenti, ma con quelle notizie che magari sono raccontate in modo diverso rispetto ai soliti giornaloni. Cosa bolle in pentola? Un sito ricco anche quest'oggi. Cosa ci segnali? Ma guarda, segnaliamo rapidamente due cose. Oggi parliamo di politica interna. No, facciamo così. Abbiamo la CGIL che si scaglia contro il DDL sicurezza con un comunicato in cui chiama per la settimana prossima, mi sembra verso a fine settembre, il 25 settembre, esatto, davanti al Senato ha convocato una manifestazione contro il DDL sicurezza del governo. E la cosa che ci lascia un po' sconcertati è il fatto che la CGIL una volta, dato che si chiama Confederazione Generale Italiana del Lavoro, si occupava di lavoro. Oggi si occupa di qualunque cosa tranne che di quello. E questo è un po' il disfacimento, no, dei principi grazie ai quali la CGIL ha avuto sempre un grande significato. È testimoniato da queste pulsioni landinizzanti di Perché prendo pulsioni landinizzanti, questa mi mancava. Di Landini, di sponsorizzare qualunque cosa sia di sinistra tranne che di occuparsi, ma non di occuparsi di lavoro. Per esempio ha sponsorizzato la raccolta di firme contro l'autonomia differenziata. Sui social imperversa sul cambiamento climatico continuamente, evoca le apocalissi per spiegare le alluvioni in Emilia Romagna. Perché? Perché gli basterebbe dire che insomma tutto sommato probabilmente l'amministrazione emiliano-romagnola non ha ottemperato completamente a quello che avrebbe dovuto fare, e infatti poi dopo i casini sono successi. Quindi in pratica la CGIL è diventata praticamente una ONG. Non si occupa più di lavoro. La CGIL, una ONG. Cioè, come tutte le capite? altre. Queste sono robe che non osa dire nessuno, soltanto il nostro direttore Giovanni Sallusti. Prima volta che va in televisione, vedi che paiolo che gli faranno i soliti sinistrorsi, no? Come osa dire una cosa? Ma è vero, se ci pensate solo un attimo, è proprio così. È che nessuno ha coraggio di ammetterlo, e d'altronde, insomma, lo sapete, quelli che lavorano nella CGIL poi vengono spinti automaticamente. C'è un automatismo in politica in Italia oppure in Europa. C'è una telefonata al volo, la prendiamo volentieri. Pronto? Buongiorno, sono Daniele da Meina. Ciao Daniele. Ciao. Allora, i signori sindacalisti, tutti, devono sapere che gli italiani, tutti, hanno capito da un pezzo
che loro da 30 anni l'unica cosa a cui aspirano è un posto in Parlamento oppure una grande pensione, tant'è vero che quando arrivano vicino all'età della pensione trovano dei sotterfugi, dei sistemi per raddoppiarsi lo stipendio e quindi raddoppiare la pensione. Gli italiani l'hanno capito da un pezzo, purtroppo ormai non basta più neanche votare per risolvere questi problemi. Credo che prima o poi si dovrà abbracciare il fucile. Buona il fucile giornata. è la nostra penna, la nostra matita quando si vota, ricordatelo. Però vedi, Beppe, che alla fin fine la gente lo ha capito. È che poi politicamente nessuno ha il coraggio di ammetterlo, e il nostro direttore Giovanni Sallusti ci è andato giù duro e ci fa piacere. Molto duro, sì. Rido. No, ma anche perché effettivamente Landini ogni volta che comunica qualcosa, lo stesso comunicato con cui convoca questo grande movimento davanti al Senato il 25 settembre contro il DDL sicurezza, sono tutte delle motivazioni che sono effettivamente le motivazioni anche piuttosto surrettizie, che non riguardano mai il lavoro, anzi non tocca i temi invece che sono quelli che aiutano il lavoro, perché per esempio si scaglia contro il fatto che questo DDL avrebbe il chiaro intento di azzerare la libertà, che proprio è il diritto delle persone di manifestare il proprio dissenso, cosa che è proprio esattamente il contrario. Tanto non siamo né in Iran né in Cina. No? E poi in realtà introduce o accentua delle pene per alcuni reati, cose dove ci sono tante urgenze, tipo le rivolte in carcere, no? E poi dopo il comunicato contesta il carcere nei confronti di chi occupa strade, spazi pubblici e privati. E anche qui però non è che si spiega che intanto lo spazio privato è la proprietà privata, e quindi in questa contestazione sicuramente è molto contenta Ilaria Salis, la quale è piuttosto abituata a occupare cose private. E poi dall'altro lato, vogliamo tenere conto anche che, per esempio, il diritto al lavoro è anche garantito dal fatto che le strade possano essere percorse dalle persone che vanno anche a lavorare, no? Quindi tipo quegli sciroccati di ultima generazione, questi eco-talebani che violano il diritto delle persone ad andare a lavorare chiudendo o occupando le strade e le autostrade, e a volte anche le ambulanze è successo, quindi anche il diritto alla sanità. Quindi queste sono tutte cose che non vengono toccate, perché è molto più facile sparare qualche slogan ideologico ed è più divertente, ecco, alla fine dei conti, e la gente magari possono pensare anche che se la beva. In realtà è che non sta più succedendo ormai, no? Tant'è vero che la CGIL si sta sciogliendo come le persone. Pulsioni landinizzanti, signori, sul sito di Radio Libertà. Se volete leggere qualcosa di davvero diverso, l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, che poi trovate anche in onda su queste frequenze ogni mattina alle 9:30 e la sera alle ore 18. Abbiamo 3 minuti, cos'altro bolle in pentola? Niente, Dai, facci godere. Dai, ancora, di più. Sto pompando. Vedo. No, visto che siamo in tema di politica e si stava parlando appunto del fatto che la CGIL pasticcia, no? anche con le alluvioni in Emilia Romagna, andate un pochino a dare un'occhiata al Liberamente, che è quel pezzo, l'articolo in alto a sinistra sulla home page, che dice PD all'attacco con sprezzo del ridicolo, perché qui c'è un'analisi piuttosto precisa, no, del fatto che l'Emilia Romagna se la sta prendendo e la sinistra se la sta prendendo con il governo, mentre si sono fatti tutti un po' da soli, no? Cioè, intanto a parte il fatto che da quando è nata l'Emilia Romagna è sempre stata di sinistra, sempre stata governata da PC, PDS, DS, PD, no? E quindi oltretutto i post-comunisti hanno fatto peggio dei comunisti, con tutti i difetti che avevano, almeno le robe tecniche le sapevano fare. E d'altra parte, adesso Bonaccini, che adesso è diventato europarlamentare, no? Muto come un pesce, non parla più. Ma te credo, perché in 7 anni di governo ha realizzato 12 delle 23 casse di espansione, quelle famose vasche di laminazione che servono per i corsi d'acqua, no? Che permettono ai fiumi di defluire e quindi di non esondare e non andare verso le case, no? Ne ha fatte la metà. E perché ne realizzate la metà? Perché bisogna la sinistra deve sempre stare un pochino attenta a pagare un po' un prezzo politico agli ecologisti, i quali vorrebbero di nuovo anche in Europa riportare le paludi, gli argini dei fiumi devono essere lasciati stare,
E praticamente tu fai le cose un po' sì e un po' no, perché sai che le devi fare, però poi c'è una parte del tuo stesso partito che va contro la stessa logica invece dell'intervento umano che migliora la vita di tutti quanti. Quindi anche lì, cioè non è che c'è tanto, da fare un discorso che l'uomo non ha potere di fronte alle tragedie, climatiche, è che, per esempio Zaia, che invece le ha fatte tutte queste cose qui, adesso di alluvioni in Veneto se ne vedono molto meno, quindi Zaia ha fatto un po' meglio di Bonaccini, è tutto qui, è molto semplice. Per parlare soltanto ancora di 2 numeri, no, bisogna dire che dei 600 milioni di fondi assegnati negli ultimi 10 anni, no, visto che il sindaco di Ravenna De Pascale, no, si è scagliato contro il governo, il ministro Musumeci, ma guarda che a caso strano è in odore anche di candidatura alle prossime regionali, no? E di quei 600 milioni stanziati negli ultimi 10 anni c'erano 780 mila euro che erano una quota in deroga proprio per le estreme urgenze. Di quei 780 mila euro 187 mila sono stati usati. In più c'è un'altra cosa, l'ordinanza 13 del governo proprio per queste emergenze, che ha assegnato al comune di Ravenna 10 milioni di lavori urgenti per la messa in sicurezza delle strade, denaro speso 0, neanche un centesimo. Allora, prima di esercitare l'arte della critica, se esercitassero anche l'arte dell'autocritica, sarebbe una cosa piuttosto sana, per non dire poi che c'era una certa Elish Line che era vicepresidente dell'Emilia Romagna e assessore proprio con la delega con il patto per il clima, con Bonaccini, cioè fino a ieri l'altro praticamente, e in tutto questo non è stato fatto nulla. Quindi prima di guardare in tasca agli altri, guardare un pochino proprio nelle proprie, no? Perché la devastazione in questa terra probabilmente l'amministrazione qualche responsabilità ce l'ha. Signori, cominciamo la settimana veramente velenosi dal sito di radiolibertà.net. È il caso che ci facciate un giro se volete leggere commenti che da altre parti latitano, e noi ringraziamo naturalmente chi li inserisce quotidianamente per la vostra curiosità, la vostra cultura, ma soprattutto perché poi voi passiate parola ad amici, parenti, che c'è un sito di controinformazione che si chiama radiolibertà.net. Non siamo solo radio, non siamo solo televisione, ma siamo anche un sito online. Beppe Braga che lo porta avanti. Grazie a tutti, grazie Sammy, a domani. Alla prossima, ciao. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dopo il grande successo del pluripremiato film Joker, l'acclamato regista Todd Phillips torna a dirigere il premio Oscar Joaquin Phoenix nei duplici panni di Arthur Fleck e Joker, con il premio Oscar Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn. Tutto il mondo guarderà Joker, Folie 2, dal 2 ottobre al cinema. Bella collezione! Vuoi raccontare come nasce Pop Music? No, questo è troppo rischioso per tutti! Ho detto solo che ho bisogno di ispirazioni. Pop Music! Bastardo! Non ho capito cosa ha detto. Jack La Furia, Rudy Zerbi, Luca Ward, Marco Mazzoli e tanti altri ti aspettano dal 26 settembre solo al cinema. Figo! Pop Music, Animation for Fashion. Selezione ufficiale al Festival del Cinema di Venezia. Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Quanto era più facile quando ero una bambina, ma adesso che sono una donna, un bel casino, papà. Il tempo che ci vuole. Io non ti lascio più adesso. Un film di Francesca Comencini, dal 26 settembre al cinema. Dal regista delle colline hanno gli occhi Alexandra Aja e dai produttori esecutivi di Stranger Things. Quest'anno stare in silenzio non ti salverà. Il premio Oscar Halle Berry in Never Let Go, a un passo dal male, dal 26 settembre solo al cinema. Potente questa canzone, ancora più potente il video, ragazzi. Oh, quanti 40.000 visualizzazioni in poche settimane. Porco cane, si intitola La Mette, la canzone di Deci Francesco Merlotti, in arte Deci. Lo abbiamo con noi, ciao! Ciao a tutti. Urca ragazzi, allora qui ti vediamo addirittura vestito da combattente, perché questo è un amore
davvero forte, potente, ci si fa male, un amore tossico e masochista che però alla fine piace. Questi due amanti preferiscono soffrire rispetto alla scelta di prendere ognuno la propria strada e stai parlando di tante storie, tanti ascoltatori che magari si riconoscono in questa cosa. Alla fin fine è sempre meglio stare insieme. Cosa hai voluto raccontare in questa canzone, ma anche nel video, ragazzi? Assolutamente bello da vedere, bello tu e bella lei. Ma poi dove siete? In un deserto? Dove cavolo siete? Beh, intanto grazie. Allora, a livello di location, io a gennaio ero stato nel deserto della Giordania, nel Wadi Rum, e avevo avuto modo di fare insomma un po' di visual in questi scenari veramente mozzafiato, e dopodiché sono riuscito a integrare qualche mese un green screen di FX e abbiamo ricreato sostanzialmente il deserto, solamente che eravamo a Rimini in spiaggia. Però dai, direi che il risultato è venuto fuori abbastanza bene. Cioè, capite, dovete andarlo a cercare questo pezzo, è La Mette dell'artista Deci, fatto veramente bene e rende soprattutto anche quella che è la storia d'amore di molti di noi, o comunque è capitato di vivere una storia di questo tipo. Perché hai voluto fare questo discorso? Perché lo hai portato avanti tu stesso? Perché purtroppo è un qualche cosa che capita non di rado, una storia d'amore forte, impetuosa, anche violenta. Qual è il segnale che hai voluto dare in questa canzone, Deci? Ma in realtà un po' in tutto il progetto parlo di argomenti che tendenzialmente non sono così comuni, e per quanto riguarda l'amore, per esempio, volevo anche mettere così un po' di luce su appunto situazioni meno canoniche di amore, per esempio appunto un amore tossico, un amore che non fa bene ma che fa più male che bene, e che spesso e volentieri magari anche gli ascoltatori hanno avuto modo di provare nella propria vita, situazioni non troppo chiare, situazioni di amore che fa male come delle lamette, no? E a volte si preferisce comunque continuare ad avere questo tipo di relazione piuttosto che stare da soli. Vero, mentre invece devo dire anche da soli si sta benissimo, fate anche questa scelta, perché no? Signori, questa canzone è andata alla grande in quest'estate che ormai si è conclusa, terzo posto negli indipendenti sei arrivato, Sì, direi che è stato un buon esordio, considerando che ero stato fermo 2 anni, però dai, non ci lamentiamo. No, direi proprio di no, assolutamente no. È scritto con il cantautore Alessio Bernabei, come dicevi, dopo 2 anni dal progetto pop dark intitolato Grinta, e effettivamente hai ricominciato musicalmente a lavorare alla grande, ma soprattutto c'è sicuramente qualche cosa che bolle in pentola. Intanto un nuovo singolo che si chiama Astrale, appena uscito, giusto? Sì, è uscito un paio di settimane fa e in realtà tra 2 settimane ne uscirà un altro. Quindi praticamente una mitragliata musicale benefica per lanciare quali messaggi in queste tue ultime produzioni? Ma in generale tutto il progetto parla di problematiche che affliggono noi giovani adulti, comunque la mia generazione che va da insomma 25, 30, 35, 40 anni, che è un po' a 360 gradi, si parla di relazioni tossiche, si parla di amori non corrisposti, si parla di voglia di evadere, voglia di staccare la spina, situazioni di lavoro precario, situazioni, insomma, una vista a 360 gradi di aspetti non sempre piacevoli che riguardano noi giovani adulti. Capito? Se avete tra i 30 e i 40 anni,
parla di voi, Deci. Basta scrivere Deci e lui salta fuori. Francesco Merlotti in arte Deci. Da ascoltare sicuramente la mette. Se questa vita va stretta, la prossima la prendo XL, ma anche astrale, assolutamente, la nuova produzione. Deci, tu lo sai, noi siamo qua chiaramente a farti d'altoparlante, viste poi le problematiche di chi non è più giovanissimo, ma ancora giovane. A volte bisogna vestirsi veramente da guerriero come hai fatto tu. Grazie davvero Deci, buona musica. Grazie mille, un saluto a tutti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Niente male, se la vita va stretta, la prossima la prendo XL. Chissà perché mi vengono in mente le magliette di Radio Libertà. Ragazzi, ci stiamo preparando alla Pontida nazionale. I motori li stiamo già scaldando in questi weekend. Tra poco parleremo chiaramente della gigantesca raccolta firme che c'è stata lo scorso weekend e ci sarà anche il prossimo weekend a sostegno di Matteo Salvini, ma soprattutto a sostegno delle nostre idee, quelle che qualche magistrato vorrebbe zittire perché non vanno bene secondo qualcuno. Stiamo preparando le magliette di Radio Libertà, l'orologio di Radio Libertà, il portachiavi in legno con scritto Radio Libertà e su alcuni c'è anche il faccione di Sammy Varinone. Ma cos'è sta roba? Adesso tutti vogliono il faccione di Sammy Varinone. Guardate che è una roba limitatissima. Non so se riusciremo ad accontentarvi tutti, però stanno arrivando le prenotazioni per il portachiavi con la faccia di Sammy Varin. Capite come sono conciati gli ascoltatori di Radio Libertà? Una roba davanti. No, scherzi a parte, tutto a Pontida, chiaramente 6 di ottobre, Pontida, il grande raduno della Lega. Non mancheranno i gadget di Radio Libertà, cercando il nostro stand. E l'appello figlio d'Apollo del Sammy Varin ve lo faccio ogni anno, e se arrivate con i pullman, e si sa quando ne arrivano 1, 10, 100 si confluisce in migliaia sul Sacro Pratone, e uno dove arriva lì si piazza. No, signori, soprattutto se non c'è ancora il pienone, fate il giro, perché tutto intorno al Pratone di Pontida ci saranno stand che arrivano da tutta Italia. Ogni regione porta i suoi prodotti, ma soprattutto ci sarà anche lo stand di Radio Libertà, dove troverete il sottoscritto Sammy Varin con i colleghi, dove troverete i nostri gadget, la possibilità di portarvi a casa un ricordino di Radio Libertà. Fatelo subito, appena arrivati, perché poi cominciano gli interventi dal palco, quindi tutti lì ad ascoltare, ma quando finiscono gli interventi, se siete in pullman, il pullman deve ripartire, deve ritornare, e quindi non avete più tempo per girare gli stand. Il consiglio è proprio quello di farvi la spesa, portatevi un sacchettone, perché ogni regione porta delle squisitezze nostrane, è diventato un mercato bellissimo Pontida, con i gadget di ogni regione, con le cose da mangiare e da bere di ogni regione, ma nel nostro caso gli ascoltatori si danno ogni anno l'appuntamento allo stand di Radio Libertà per rivedersi, e ci vediamo sempre più grandi, sempre più vecchi, ma assolutamente in forma. Su questo non ci piove. 6 di ottobre, ok? Ne avete segnato in calendario? Mi raccomando, prenotate il pullman alla sezione della Lega a voi più vicina. Chiaramente se venite in treno c'è la stazione proprio a Pontida, a 500 metri dal Pratone, oppure in auto con l'invito a venire abbastanza presto, ecco, non arrivate per mezzogiorno, perché lì solitamente a quell'ora la statale è sempre bloccata. Abbiamo sentito proprio in questo weekend che ci saranno delle sorpresine a Pontida, e insomma abbiamo modo poi certamente di ricordarvele nelle prossime settimane, però c'è Matteo Salvini che ha qualcosa da dirvi. Senti un po'. Vediamo domenica 6 ottobre a Pontida per una giornata di sicurezza, libertà e democrazia. So on 6th of October, see you in Pontida. In time. Cioè ragazzi, questo era Orban, capito?
Cioè, mi è venuto un colpo, è la miseria, e non ci sarà solo lui, anche Wilder, signori, a Pontida. Ma Elon Musk arriva o no? Anche lì si era sparsa la voce. C'è la possibilità, comunque, ospitoni della miseria. Chiaro che qualcuno di voi si accontenta, tra virgolette, del generale Vannacci, e anche quello non mancherà. Prima volta nella Pontida nazionale della Lega di Vannacci. Bella storia, ma poi insomma a Pontida si tracciano le battaglie della Lega per i prossimi mesi, e soprattutto si lancia la battaglia politica per riprenderci la Liguria, ad esempio. Questa è la prima prova del 9, e poi c'è l'Umbria, e minimo c'è l'Emilia Romagna. Gliela vogliamo lasciare al PD l'Emilia Romagna dopo tutto quello che è successo? Belle battaglie politiche che dobbiamo portare avanti tutti insieme. Noi della Lega, noi pluralia maiestatis, ma ci sono dentro anch'io, tessera RIA del 1987, se permettete faccio il tifo, ma in generale tutto il centrodestra, tutti coloro che hanno capito che questo governo del PD, insomma, magari un tempo governavano bene, ultimamente sono diventati davvero succubi, prigionieri di certe minoranze, e avete capito benissimo a chi mi riferisco, ad esempio degli ambientalisti. Ragazzi, non si va da nessuna parte, il PD sta pagando un prezzo politico troppo alto agli ecologisti, e quello che è successo nell'ultima alluvione in Emilia Romagna è la cartina di tornasole. Ma torniamo agli appuntamenti da non scordare targati Lega. Chiaramente il sito legaonline.it li contiene tutti, soprattutto quelli in televisione, ma per chi ci segue in diretta, questa sera, lunedì 23 settembre, l'appuntamento è a Milano Città, alla sezione della Lega di Milano. Siamo in Viale Toscana 12 a Milano, e se siete comodi fateci un salto. Ogni lunedì sera apre la sezione della Lega a Milano, e per le ultime news da Palazzo Marini questa sera c'è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano, il grandissimo Alessandro Verri, giovane della Lega ma tostissimo. Se lo volete conoscere, questa sera ore 21, sezione della Lega di Milano, Viale Toscana 12. Potete immaginare di cosa si parla, di tutti i blocchi della Milano che è diventata sempre più esclusiva, e in questo modo veramente non si va più da nessuna parte. Appuntamenti da non scordare targati Lega, vi dicevo, grande successo, ne parliamo anche più tardi con i nostri ospiti, lo scorso weekend per la raccolta delle firme a sostegno di Matteo Salvini, ma lo dico sempre, a sostegno delle nostre idee, di chi vota Lega, ma anche di chi semplicemente vuole mettere un freno a questa immigrazione incontrollata che invece il PD vuole portare avanti alla grande. Addirittura, signori, c'è il referendum sulla cittadinanza italiana. Non l'avete ancora firmato? Per rendere italiani gli immigrati solo dopo 5 anni anziché che dopo 10. Ma dai, io lo vado subito a firmare, ma per favore, ma per piacere. Poi ve ne parlo, con la Laura Ravetto tiriamo qualche petardino. Intanto persino a Cassano Magnago, in provincia di Varese, il prossimo weekend, il 28 settembre per la precisione, dalle 9.30 alle 12.30 potrete firmare a sostegno delle vostre idee sul fronte immigrazione, sul fronte sicurezza, le idee della Lega, del centrodestra, le idee di Matteo Salvini, che vogliono mandare in gattabuia semplicemente perché è stato alle promesse fatte in campagna elettorale. Bella idea, non soltanto a Cassano Magnago, ma in tutta Italia. Se non siete riusciti questo weekend, il prossimo si raccolgono le firme per non mollare. Ma sono tanti anche gli appuntamenti targati Lega della settimana. Cominciate a scrivere voi di Novara, venerdì 27 settembre, la festa La Lega delle Idee 2024, con ospitoni della miseria. C'è anche Alberto Gusmeroli, deputato della Lega, ma anche sindaco di Arona, Riccardo Molinari, ma poi c'è il sindaco di Vercelli, quello di Novara, l'assessore Bussalino, Matteo Marnati, assessore regionale all'ambiente. Appuntamento a Novara
venerdì 27 settembre al Circolo Operaio Agricolo della Bicocca in via Sforzesca 99 a partire dalle 18:30. La festa La Lega delle Idee 2024. Tra gli eventi targati Lega sul territorio, va che bella foto, ragazzi. Eccola Elena Meini con tanti amici della Lega di Firenze, non soltanto. Matteo Salvini è stato a Firenze, c'era anche il generale Vannacci, lo scorso weekend ha firmato pure lui per sostenere Matteo Salvini. Foto stupende e ringrazio tutti gli amici che ce le fanno avere. Il nostro WhatsApp è 340 6709 659. Gazebo in tutta Italia lo scorso weekend, il volantino wanted con la faccia di Matteo Salvini e con scritto colpevole di avere difeso l'Italia. Questo è potente. Gli striscioni comparsi un po' da tutte le parti sui cavalcavia. Difendere i confini non è un reato. Salvini, siamo con te. Processate anche me. Oddio, se si può fare a meno, no, avrei un impegno, però è un modo di dire, no? Per dire che siamo tutti con Salvini, siamo tutti con la Lega, la pensiamo allo stesso modo. Abbiamo votato perché la Lega mettesse un freno a questa immigrazione. Chiaro che qualcuno non è d'accordo, siamo in democrazia, il problema è che loro usano le armi della giustizia. Ancora appuntamenti da non scordare targati Lega e fammici arrivare. Eccolo qua, signori. Abbiamo prima di tutto Vannacci che non mancherà a Pontida il 6 di ottobre, orgoglioso di avere votato contro insieme ai patrioti. In Ucraina tacciano i cannoni o l'Europa vuole la catastrofe? Siamo in pochi ad avere votato contro l'utilizzo delle armi contro appunto il territorio russo. Il Parlamento europeo alla fine ha approvato l'uso di armi europee in territorio russo e si rischia davvero la guerra nucleare. Vi sembra normale tutto questo, cari ascoltatori? Festa provinciale della Lega sabato 28 settembre, siamo in provincia di Sondrio, a Buglio in Monte. C'è la Raffaella che mi sente da quella zona. Raffaella, questa è tua, Festa provinciale della Lega, Buglio in Monte, Sondrio, Piazza della Libertà, sabato 28 settembre a partire dalle 19, aperitivo con Giancarlo Giorgetti, Fabrizio Cecchetti, Massimiliano Romeo, Eugenio Zofili, Massimo Sertori, Silvana Snider. E se ci seguite da Sondrio, fatevi avanti, non ce ne sono molti di eventi in quella provincia. Questo sabato 28 settembre, festa della Lega dalle ore 19 a Buglio in Monte, Sondrio, Piazza della Libertà. Ma certamente gli eventi targati Lega ci portano a questa domenica, quando ci sarà, insomma lo sapete bene, lo spiedo padano. L'abbiamo rimandato a causa del brutto tempo che in queste settimane purtroppo è apparso, però lo si rimanda fino a un certo punto. Adesso arriva, e siccome a questo evento ci sarà anche Radio Libertà e ci sarà anche Sammy Varin, nona edizione dello Spiedo Padano, domenica 29 settembre a mezzogiorno, presso il ristorante Birreria La Loggia, quindi al coperto, via Salvella 18, Rovato, Brescia. Ho visto il ristorante, bellissimo, si può stare dentro ma c'è anche una parte esterna, ma soprattutto, ragazzi, ci sarà lo spiedo bresciano, squisitezza conosciuta da tutti i bresciani, ma da voi che magari arrivate da fuori un po' meno. È una bella occasione per provare questa cosa buona e soprattutto, certo, per conoscere gli esponenti della Lega locali, regionali, nazionali ed europei. Ci saranno anche consiglieri regionali, ci saranno deputati, senatori, ma anche europarlamentari della Lega. Senza fretta, tutti seduti a un tavolo, senza problemi, ci si alza, si chiacchiera, non c'è la confusione che c'è a Pontida, che comunque ci piace tantissimo, e quindi con calma, con tranquillità si fa la foto, si parla di buona politica, si mangia, si beve
E certo, ci sarà il sottoscritto scritto sottoparlante e altoparlante Sammy Varin a presentare, e dici niente. E certo, ci saranno i gadget di Radio Libertà, grazie al Marco Grimoldi che ce li porta. Beh, questo orologio, signori, è già richiestissimo. Spero che ne abbiamo ancora qualche esemplare da portare allo Spiedo Padano di domenica prossima. L'orologio, questo è in versione verde, ma c'è anche in altri colori, con l'adesivone di Radio Libertà e con scritto "è tutto magna magna", famosa frase anche di un certo Umberto Bossi, ma in generale è quando si parla di una certa politica, brutta politica, che fa soltanto il magna magna e veritiera. Per fortuna non è tutto così e cerchiamo noi della Lega di portare avanti una buona politica. L'orologio con scritto "è tutto un magna magna" lo trovate proprio domenica prossima allo Spiedo Padano di Rovato in provincia di Brescia. Da prenotare, se volete mangiare a mezzogiorno con Sammy Varin, chiamate questo numero 338 87 00 817, ripeto 338 87 00 817. Ci troviamo domenica 29 settembre a mezzogiorno alla ristorante birreria La Loggia, via Salvella 18, Rovato in provincia di Brescia. Chiaramente, signori, con Sammy Varin ci saranno anche i colleghi e soprattutto, ragazzi, la buona politica della Lega, quella che vedete ogni giorno in televisione. Direi che non si può mancare. Nelle stesse ore andiamo a Cortazzone, siamo in provincia di Asti, un'altra festa provinciale della Lega, sabato 28 settembre, Cortazzone Asti, presso il centro sportivo cortazzonese. Dalle 19:30 si mangia, soprattutto si balla, con Marco Zeta e Piero Montanaro, con un grandissimo saluto al musicista Montanaro, conosciutissimo dagli ascoltatori della Lega. Se siete in zona, sabato 28 settembre, festa provinciale della Lega a Cortazzone in provincia di Asti. Gazebata pure a Vercelli. Mamma mia, c'è stato questo weekend, ci sarà il prossimo weekend un'altra gazebata nazionale a Vercelli in via Veneto, a Borgosesia in via 20 settembre. Certamente, se ancora non avete firmato per sostenere le idee della Lega di Matteo Salvini, è un appuntamento da non perdere. Vi do già anche questo, venerdì, non questo, il prossimo, il 4 di ottobre, una cena proprio a Vercelli, a cena con la Lega, presso il ristorante Afra. Sarà presente l'onorevole Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte e capogruppo alla Camera. Ma torneremo su questo e su altri appuntamenti targati Lega nei prossimi appuntamenti di diretta con Sammy Varin. Sì, c'è anche Vannacci, mi richiedete sempre Vannacci, ma come fosse un disco, facciamo le richieste, al posto che le richieste musicali, le richieste politiche. C'è Vannacci a Pontida, sì, 6 di ottobre arriva il generale Vannacci a Pontida insieme, certo, a qualche altro ospitino da 4 soldi. Ragazzi miei, che ospiti a Pontida, Orban e Wilders, da leccarsi le dita. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ben ritrovati cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Tra i prodotti importanti che noi stiamo preparando per l'autunno e l'inverno, spicca, 18 anni che noi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo, quindi non è una cosa nuova, una cosa importante, sempre molto interessante. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. Parentesi, noi siamo distributori unici del nostro sciroppo per tutta l'Italia. Non cercatelo perché non lo trovate. Quindi parliamo di un prodotto molto importante che all'interno del 20% di bava di lumaca, il principio attivo della bava di lumaca, il timo, la verbena, l'altea, il papavero. E che cosa serve? Per calmare la tosse grassa, la tosse secca e fluidificare il catarro in eccesso. Quando non sono malattie, il catarro, la tosse non sono malattie, sono mali di stagione che però insomma col tempo rompono un po' i maroni. Detto questo,
Cosa vi devo dire? Noi lo stiamo preparando, il Bronco Free. Se lo volete, 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Come si assume? Prima di coricarsi sarebbe meglio, poi sulla boccettina c'è il misurino. Voi ne prendete un misurino, andate a fare le nanne, la bava di lumaca, i suoi principi attivi, fluidifica il catarro, lo rende molto più morbido e voi, per facilitare l'espettorazione, voi la mattina tossite 3 colpi di tosse e eliminate il catarro in eccesso. Il timo, la verbena, l'altea e il papavero sono coadiuvanti per la tosse, sono erbe importantissime che vi fanno calmare, quindi dormite anche meglio. E chi dorme bene di notte è meno di giorno, avete capito. Quindi attenti, però cosa succede? Non è che io trovo il timo, la verbena, l'altea, il papavero, la bava di lumaca così, sono prodotti importanti e devono avere dei principi attivi importanti. Se lo volete, chi lo conosce già, chi lo prende ormai da 18 anni, io quest'anno faccio il prezzo dell'anno scorso. 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Chiamate 030 68 40 408. Quindi Bronco Free, la ricetta antica delle Alpi, bava di lumaca e timo verbena, altea, papavero, il resto non ve lo dico perché la concorrenza mi sta ascoltando. 57 euro, siete a posto, tosse grassa, tosse secca, catarro, anche chi fuma tanto, gli ex fumatori, insomma 030 68 40 408. Dite ascolto Radio Libertà, il trasporto per voi è gratuito. Alla prossima. Qui Parlamento. Qui Parlamento.
Ipnotica, certamente. Fading Away di Alex Ullman ci ha portato alle 14:40 su Radio Libertà con Sammy Varin. È tempo di Focus Toscana. Va ora in onda Focus Toscana. Avete imparato come funziona la trasmissione di Sammy Varin? Ogni mezz'ora c'è quasi sempre un ospite diverso con il quale commentiamo le notizie del giorno, notizie che chiaramente possono essere commentate anche da voi ascoltatori entrando in onda con noi chiamando 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp anche audio o video al 340 6709 659. Il Focus Toscana questa settimana ha come ospite il consigliere regionale della Lega Marco Landi. Ben ritrovato. Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Grazie a Marco Landi, portavoce dell'opposizione in Toscana, ma anche fresco di nomina a responsabile enti locali della Lega. Complimenti Marco, ma spiegaci anche in cosa consiste questa nuova mission. Sì, è un altro impegno che si fa per il partito. Da buon militante, quando si viene chiamato in causa bisogna mettersi a disposizione e io come sempre lo faccio e insomma innanzitutto grazie al segretario regionale che ha voluto darmi questa nomina, Luca Baroncini, e poi gli enti locali, insomma, sono tutte quegli enti amministrativi territoriali, a partire dai comuni, con cui chiaramente il partito deve avere un legame stretto, forte, qualora e dove possibile abbiamo anche i nostri rappresentanti di partito, quindi cercare di creare una rete per cui tutte i nostri atti, sollecitazioni che arrivano dai vari territori possono avere poi una dimensione conoscitiva a livello regionale, perché fare tesoro anche in territori diversi di idee diverse che provengono appunto magari da comuni diversi. Quindi insomma un impegno per cui anche a livello del nostro statuto del partito è un ruolo che viene riconosciuto come quello dell'organizzativo, dell'amministrativo, e quindi insomma all'interno del direttivo regionale ci diamo da fare. Siamo ripartiti dopo quest'estate, siamo usciti da questa campagna elettorale di giugno che ci ha un po' spremuto, perché è stato un momento per il nostro partito non facile, ma abbiamo portato a casa dei risultati importanti in Toscana e poi dopo un rilassamento, perché ha potuto, io ho continuato a lavorare, certamente non mi sono riposato, però insomma ora si riparte con un po' più di fresco dopo tutto il caldo che abbiamo avuto quest'estate. Mi sembra siamo partiti benissimo con questi gazebo di ieri e di ieri l'altro, perché insomma mi sembra che ci sia una spinta molto forte attorno al nostro Matteo Salvini in virtù di questo processo politico, per cui dobbiamo essere ancora più attivi e ancora più forti e determinati sui nostri territori, nei nostri gazebi, nelle nostre piazze, per far capire quanto insomma la sinistra in realtà gestisce il potere attraverso il potere, quindi poco ascolto ai cittadini. Noi invece siamo sempre in piazza. E questo è importante, e ci stanno scrivendo anche ascoltatori che non votano Lega, ma che sono andati ugualmente a firmare lo scorso weekend, e vi ricordo ci sarà anche il prossimo weekend la possibilità di firmare a sostegno di un'idea, a sostegno delle leggi, a sostegno dei nostri confini. Non so neanch'io come spiegarlo. Non è detto che vi piaccia il personaggio di Matteo Salvini, ma qui c'è dietro
una politica assolutamente democratica che la Lega e il centrodestra stanno portando avanti non da 1 anno, da 2 anni, ma da decenni. E c'è qualcuno che vuole zittire, mettere la mordacchia a questo tipo di politica. Stiamo guardando le fotografie che riguardano proprio i gazebo dello scorso weekend in Toscana. A Firenze è arrivato anche il generale Vannacci. Tu che incontri tanti cittadini, Marco Landi, che cosa ti dice la gente su questo argomento? Come è rimasta dal fatto che Matteo Salvini può farsi 6 anni di carcere semplicemente per aver fatto rispettare le leggi, e molti altri che commettono reati assolutamente più gravi sono quasi liberi? Cosa ti dice il cittadino tipo? Ma il cittadino innanzitutto si avvicina al gazebo per firmare, come dicevi bene te, a prescindere che sia un iscritto della Lega, un sostenitore, un militante o un simpatizzante. Può essere anche un cittadino che ragiona con libero pensiero, a prescindere dal proprio orientamento o partitico, e quindi viene a firmare ugualmente, perché qui si è veramente esagerato. Ecco, la sensazione che emerge, che si percepisce, che qui si sia veramente esagerato ancora una volta, cercando di strumentalizzare quello che dovrebbe essere un normale percorso giurisdizionale della magistratura rispetto invece a una azione politica chiara, che poi deriva da quel momento in cui Salvini non era più un ministro, per cui è stato possibile andare ad autorizzare una sorta di processo politico ben evidente. La gente percepisce una eccessiva forzatura, chiaramente viene ritenuto un processo politico, quindi su questo ecco, non è tanto la figura del nostro segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che tanto è stato demonizzato anche su cose banalissime. Insomma, c'è stato un periodo in cui bastava che lui dicesse in una giornata di sole che era bel tempo e comunque lo demonizzavano e lo attaccavano comunque. Beh, abbiamo letto anche le famose chat ai tempi di Palamara, insomma, siamo d'accordo con lui, fa bene, ma bisogna attaccarlo. Esatto. Quindi è chiaro che insomma, ha subito un percorso anche mediatico, per cui anche il cittadino è stato un po' disorientato, ma credo che oggi, in questo eccesso così evidente, il cittadino riconosce in Matteo Salvini quel leader sempre onesto intellettualmente e sempre determinato nel portare avanti quelle che sono le battaglie del nostro partito, a partire dal contrasto dell'immigrazione illegale, per cui oggi credo che gli sia restituita almeno una parte di quella dignità che si deve a chi svolge l'attività politica con determinazione, serietà, ma anche con coerenza di pensiero, come sta facendo Matteo Salvini. Quindi, al di là del personaggio, io credo che ci sia anche la necessità di una riforma della giustizia, ma credo che ci sia anche una chiarezza rispetto a quello che stanno facendo altri stati in Europa rispetto alla difesa dei loro confini, rispetto a quello che è appunto l'invasione illegale che viene tutelata, anzi garantita, anzi foraggiata da parte nostra, da parte di navi, ma abbiamo visto cosa ha fatto la Germania di recente. Lì chiaramente nessuno dice nulla, se lo fa la Germania va bene, se lo fa la Francia nel sud della Francia va bene, se lo fa qualche altro Stato va bene, ma se lo fa l'Italia noi dobbiamo chiaramente accogliere tutti quelli illegali che arrivano. Chiaramente parliamo degli arrivi degli sbarchi illegali. Anche perché, perdonami, c'è tutto un collegamento, e ce lo stanno suggerendo gli ascoltatori tramite WhatsApp al 340 6709 659. C'è tutto un collegamento con gli sbarchi clandestini, al tipo di vita che poi l'immigrato clandestino fa nel nostro paese e poi alla situazione sicurezza. Ne abbiamo visto anche in Toscana, purtroppo troppi esempi
questa estate e la Lega sta portando avanti una politica ben precisa sul fronte sicurezza, forse anche per questo tutto questo astio da parte della sinistra. Ricordiamo le ultime vittorie della Lega, stiamo inquadrando per chi ci guarda in televisione il volantino con le ultime vittorie in campo sicurezza, sì al reato di occupazione abusiva, previsti fino a 7 anni di carcere per chi occupa case, sì al carcere anche per le borseggiatrici incinte, ci sarà la possibilità del carcere, sì al carcere per chi occupa illegalmente strade, autostrade e ferrovie, sia la copertura delle spese legali per le forze dell'ordine, militari, vigili del fuoco indagati per fatti inerenti al servizio. Anche questa cosa sembra di avere scoperto l'acqua calda, ragazzi, ma si dovevano pagare l'avvocato i poliziotti. Sia l'impegno per costituire una commissione tavolo di lavoro sulla castrazione chimica. Anche questi signori non ce la perdoneranno mai che abbiamo trovato il modo di parlarne costituendo addirittura una commissione sull'argomento castrazione chimica che esiste in America, esiste in Inghilterra, ma no, qua in Italia siamo matti. Loro pensano che andiamo a tagliare con la forbice, invece si tratta di castrazione chimica, ma spiegaglielo alla Boldrini. Sia le body cam per le forze di polizia, sia il carcere fino a 6 anni e multe fino a 3.000 euro per chi truffa gli anziani. Tutto questo non è stato gradito a una certa politica che si basa, dobbiamo anche iniziare a pensarlo, sull'illegalità, sul fatto che certi reati bisogna capirli, bisogna perdonarli. Cosa ne pensi, Landi? No, ma qui abbiamo portato avanti tutta una serie di concetti, come hai fatto un elenco giustissimo te, poi ora io ti faccio un indovinello, ma chiaramente anche quello che diciamo penalizza quello che è lo sfruttamento dei minori per l'accattonaggio, un altro intervento che fa parte di questo DDL sicurezza. Chiaramente lo hai accennato te, ma la tutela alle forze dell'ordine chiaramente ha un vastissimo impianto per cui si è iniziato a migliorare e riprendere un po' quello che in epoche passate la sinistra stava cercando di cancellare, cioè la tutela a chi ci difende, perché quando insomma noi stiamo dalla parte delle guardie, non stiamo dalla parte dei ladri o di chi commette reati. E poi ti faccio l'indovinello, ti dico, ma secondo te in Toscana quali sono le province, i comuni, i capoluoghi di provincia dove c'è più delinquenza e dove vengono quindi fatte più denunce per reati di vario tipo, le città dove c'è meno sicurezza? Te lo faccio questo indovinello perché insomma noi abbiamo 10 province in Toscana, 7 sono governate dal centrodestra e ti dico che sono 3 quelle dove c'è maggiore insicurezza, e guarda caso tra le prime 10 città capoluogo di provincia in Italia ci sono 3 toscane. Quelle 3 toscane sono Firenze, Prato e Livorno, cioè le 3 città che oggi sono governate dal centro-sinistra, che sono rimaste al governo del centro-sinistra in Toscana. Sarà un caso? Io penso di no, penso che sia una gestione lattiva, permissiva, troppo diciamo dove non si sono voluti affrontare i problemi di quella integrazione, dove da un lato si dice accogliamo tutti, poi quando arrivano sui nostri territori si permette il commercio abusivo, si permette le violenze anche personali, anche con armi, le spaccate ormai, le rapine, i furti, non fanno più notizie. Questa è una cosa gravissima. Io parlavo qualche tempo fa con il caporedattore di uno dei giornali più importanti della Toscana, che mi diceva: ma guarda Marco, te giustamente fai le interrogazioni, continui a sottoporre questo problema che è gravissimo, che tocca tantissimi cittadini, che tocca tantissimi imprenditori, tantissimi negozianti, tantissime imprese. Oggi noi li dobbiamo mettere in 7ª pagina, in 9ª pagina, perché ce ne sono talmente tante che quasi ci si abitua
a questo che è un concetto assolutamente inaccettabile e vergognoso, per cui Marco Landi continuerà a fare interrogazioni e a battersi perché queste notizie non vengano declassate e non vengano rese meno importanti di quelle che in realtà devono essere, perché quando una persona viene violata nella propria libertà di poter operare non solo in casa propria ma anche nella propria attività commerciale o addirittura fisicamente con un'aggressione, un accoltellamento, credo che non sia, oppure insomma, assistiamo nelle città di Livorno, Firenze, Prato, furti alle auto con macchine costantemente, vengono spaccati sui finestrini, vengono fatti furti. Insomma, non può essere questo l'ordine del giorno, è qualcosa a cui noi possiamo abituarci, né le staccate, né furti alle auto, né le rapine in casa e nelle aziende. Quindi su questo noi saremo sempre molto determinati e siamo qui a dire, guarda caso, questo succede di più e a livello Italia in numeri impressionanti, perché insomma cittadine come Firenze, se la si paragona a una Milano o a Roma, chiaramente hanno delle dimensioni molto diverse, se si va a vedere per un percentuale, insomma Firenze arriva terza, Prato arriva settima, Livorno arriva decima. Sono le città amministrate in Toscana dalla sinistra. Capite? Capite, signori? Le vostre considerazioni. Esatto, fateci un pensierino che forse le uniche 3 province che in Toscana sono ancora governate dalla sinistra sono quelle più alte in graduatoria per problematiche che riguardano la sicurezza. Signori, cerchiamo veramente di superare questa cortina piddina anche nell'informazione. E questa trasmissione serve proprio a questo, a cercare di capire che cosa succede in certi territori, notizie che raramente arrivano alla dimensione nazionale perché vengono zittite o inglobate appunto in questa cortina piddina. Marco Landi, consigliere regionale della Lega, portavoce dell'opposizione in Toscana e, come dicevamo, nuovo responsabile enti locali Lega in Toscana. È stato un piacere, Marco, grazie davvero di queste segnalazioni. Come sempre, Sammy, è un piacere stare con te e grazie a tutti quelli che hanno ascoltato le nostre parole, ma soprattutto quando pensate alla Toscana, pensate a un territorio dove noi siamo veramente a lottare quotidianamente contro un tipo di politica, un tipo di sistema di potere che credo non esiste in nessun'altra parte del mondo. Quindi dateci il vostro sostegno e forza Lega sempre, forza Matteo Salvini. Minimo, e cercate la Lega Toscana per avere maggiori informazioni e restare sempre online. Grazie a Marco Landi, Sammy Varin qui si ferma, ma io torno tra 10 minuti con la deputata Laura Ravetto. Avete ascoltato Potere